professore accoltellato a Bassano, la mamma del 33enne di Quinto di Treviso accusato di tentato omicidio. In tribunale a Vicenza ha convalidato il fermo, ho rifiutato i domiciliari, anch'io ho paura se non segue le terapie, dice la donna. Tragedia questa mattina a Brugnera, un 82enne di Gaiarina è stato travolto da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali, indagato per omicidio stradale l'autista uzbeko. Nottata da tregenda dalla Marca di Centino con paura e danni. A Castagnole di Paese è devastato anche il cimitero, decine gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. Una residente l'ha notato vicino ad un parco giochi di Noventa Padovana e ha allertato subito la polizia locale. Era una katana, la tipica spada giapponese che ignoti hanno abbandonato nell'area, telecamera setaccio. Ai lavoratori dell'ospedale di Padova non era rimasta che la bici per raggiungere il posto di lavoro. Ora anche questo mezzo è inutilizzabile perché bersagliato dai furti. Festa a San Vendemiano per le suore protagoniste nei mesi scorsi della clamorosa fuga dal convento di clausura di Vittorio Veneto. Suora Lina e le sue consorelle hanno voluto ringraziare i benefattori. A caccia di zanzare dopo un caso di infezione umana trasmessa dagli insetti è una delle tecniche utilizzate per prevenire la diffusione dei virus, parla il medico esperto dell'Ulsa Eugania che nel caso fa anche l'esca umana. Edizione regionale del telegiornale di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la vicenda del professore accoltellato lunedì a Bassano. Chiede scusa alla famiglia della vittima, la mamma di Alberto Zago, il 33enne accusato di tentato omicidio in tribunale a Vicenza. Durante l'udienza di convalida del fermo per pochi minuti la donna ha potuto abbracciare e parlare con il figlio. Volevo solo, sono la mamma di Alberto, scusarmi con la famiglia e con il professore. Purtroppo mio figlio ha dei problemi e non ha mai accettato di averli. Io ho fatto del mio meglio per aiutarlo perché comunque lui non vuole proprio farsi aiutare e non vuole prendere la terapia. Cerca di trattenere l'emozione. Simonetta Franco, pochi minuti prima in tribunale a Vicenza, aveva riabbracciato il figlio Alberto Zago in carcere con l'accusa di aver accoltellato un professore di matematica del liceo Brocchi di Bassano lunedì mattina. Gli ha parlato, gli ha detto che la sua famiglia è con lui. Da mesi Alberto Zago non tornava nella casa di Quinto di Treviso, un allontanamento volontario dopo che da dicembre non aveva più fatto ritorno nella comunità del Bellunese dove viveva da qualche anno. Nella voce quasi sussurrata di mamma Simonetta, la solitudine di famiglie che si trovano a convivere con una malattia che sulle spalle pesa come un macigno. Anche oggi ho rifiutato i domiciliari perché se lui non prende la terapia è cattivo e ho paura io come prima persona, come mamma. Quindi io spero solo che capisca che senza terapia lui non può vivere. Volevo scusarmi da parte mia e di mio figlio più piccolo e anche da parte sua perché lui non sa di essere così, insomma lui non si rende conto di quello che fa. Grazie. E questa mattina in tribunale a Vicenza la convalida del fermo, resterà in carcere il 33enne accusato di tentato omicidio. Il ragazzo ha risposto alle domande di tipo generico sulla propria residenza, sulla propria condizione, ha ribadito la volontà di avvalersi della facoltà di non rispondere, così come mi aveva già preannunciato che era anche doverosa una simile scelta di fronte a un blackout spazio-temporale mnemonico che il ragazzo non ha superato. Resta in carcere Alberto Zago, il 33enne di Quinto di Treviso, accusato di aver accoltellato alle spalle un docente di matematica del liceo Brocchi lunedì mattina e arrestato dai carabinieri grazie all'indicazione di un tassista il giorno successivo mentre si trovava su una panchina nel piazzale della stazione di Bassano. Una situazione di grave disagio, quella di Alberto Zago, ha spiegato l'avvocato Villanova all'uscita dal Tribunale di Vicenza. Io mi sto attivando adesso per recuperare la documentazione relativa al pregresso, allo storico della cura del centro di salute mentale.
Vedremo la documentazione con consulente. Un giovane confuso che di lunedì mattina non ricorda nulla, Alberto Zago. L'avvocato Villanova, una volta ricevuta la documentazione dalla comunità che aveva ospitato il 33enne fino allo scorso dicembre e dai servizi sociosanitari che lo avevano in cura, in accordo con la famiglia nominerà un consulente e procederà con la richiesta di incidente probatorio con l'obiettivo di trovare una misura alternativa al carcere. Se sarà possibile trovare la disponibilità di una comunità o di un luogo diverso dal carcere, un'istanza per gli arresti domiciliari. E questa mattina intorno alle 13 un uomo di 53 anni già noto ai servizi dell'USL 8 Berica è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre tentava di entrare nel reparto di psichiatria dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. In mano aveva un coltello. Immediato l'intervento della polizia sia con gli agenti del presidio fisso all'interno dell'ospedale sia con una pattuglia arrivata a supporto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. E non ce l'ha fatta l'operaio rimasto gravemente ferito martedì pomeriggio alla ICI Caldaie di Campagnola di Zevio in provincia di Verona. Vladimir Valà, 53 anni, è morto all'ospedale di Borgo Trento dove era stato ricoverato in condizioni disperate. L'uomo era stato travolto da un cilindro d'acciaio del peso di circa 8 quintali portando traumi troppo gravi per sopravvivere. Lascia una moglie e una figlia. Ancora indagini in corso da parte dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tragedia questa mattina a Brugnera. Vittorio Ronchese, 82 anni, residente a Gaiarine nel Trevigiano, è stato travolto da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali. Tragedia questa mattina a Brugnera, in via Calderano, all'altezza della rotonda. Erano circa le 10:40 quando Vittorio Ronchese, 82enne, residente a Gaiarine, originario di Porto Buffolè, in provincia di Treviso, stava attraversando le strisce pedonali. Strisce che, come si nota chiaramente dalle immagini, appaiono ormai sbiadite e poco visibili, anche se sul posto è presente la segnaletica verticale che ne segnala la presenza. In quell'istante è sopraggiunto un camion condotto da un autotrasportatore uzbeko di 33 anni al volante di un mezzo intestato a una società lituana. L'uomo non è riuscito a frenare in tempo e ha travolto l'anziano mentre si trovava in mezzo alla carreggiata. Sul luogo dell'incidente sono arrivati in pochi minuti i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure all'82enne. L'anziano è stato poi trasportato d'urgenza all'ospedale di Pordenone e accolto nel reparto di terapia intensiva, ma le gravissime lesioni riportate nell'urto non gli hanno lasciato scampo. Poco dopo il ricovero, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A seguire i rilievi, i carabinieri della compagnia di Sacile, che hanno avviato tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare ogni dettaglio. Al momento, il camionista uzbeko, 33enne, risulta indagato per omicidio stradale. Io conoscevo una persona riservata, ogni tanto passava, lo si vedeva in piazza, lui abitava al Pio Istituto Elemosiniere, si chiama. Sostanzialmente è una serie di alloggi dove c'è la partecipazione del privato, la parrocchia e il comune. Sono questi mini alloggi dove vivono una decina di famiglie, di persone. Si trovava benissimo là, infatti una delle ultime volte mi fa: sindaco, deve ringraziarlo perché là si sta veramente bene. Quindi era contento di essere in questo alloggio dove hanno la loro libertà comunque di muoversi. È una vera casa di riposo. Chi è nelle condizioni va in giro a piedi piuttosto che come lui stamattina in bicicletta. E poi molto probabilmente, penso io, facendo la strada per andare al centro di Uno si va di là a Brugnera e lì dalla rotonda, ahimè, è successo quello che è successo. Assolutamente di vicinanza ai familiari, a quanti l'hanno conosciuto. Ed è sempre comunque una perdita. Secondo perdi qualcuno sempre ti dispiace, sempre a prescindere dall'età. E altra tragedia della strada nel Veronese, dove un ragazzo di 20 anni residente a Cologna Veneta è morto questa mattina a Zimella. Alla guida della sua moto di grossa cilindrata il giovane ha tamponato un'auto d'epoca condotta da un 39enne trasportato in gravi condizioni con l'elicottero per il 20enne. Non c'è stato nulla da fare, è morto poco dopo il ricovero. Ondata di maltempo in Veneto, dal Vicentino
dal veneziano al padovano, centinaia di interventi dei vigili del fuoco. Nella Marca trevigiana, castagnole di paese, alberi caduti anche sul cimitero e sulla scuola elementare. Il colpo d'occhio è impressionante, prima il boato dei tuoni, poi il vento fortissimo, infine la pioggia scrosciante. Su Castagnole a Paese si è abbattuta una vera e propria tromba d'aria, oltre a improvvisi blackout, sbalzi di tensione, gli alberi caduti. Danni ingenti soprattutto al cimitero, dove un cipresso secolare è caduto sulla cinta muraria sfondandola e danneggiando di conseguenza numerose tombe. È un cipresso di quanto? 200 anni, 300 anni? È incredibile che venga giù in quel modo. Sono arrivata qui perché mi pareva impossibile che un cipresso potesse cadere. È una cosa che ti colpisce, insomma, perché è un luogo sacro, e sacro per la memoria e anche per coloro che ci hanno lasciati. Vento che non ha lasciato in piedi nemmeno l'albero più grande del giardino della scuola elementare Pascoli. Abbastanza brutto. È brutto da vedere, meno male che non ci sono bambini. Erano i tuoni, lampi che mi illuminava la cucina. Io sì, avevo paura, anche perché ero a casa da sola. 2 giugno del 66. E cosa è successo? È successo l'angelo, una tromba d'aria. E ieri sera è successa una cosa che le hai ricordato? Quasi uguale, quasi compagna. Danni abbastanza pesanti, soprattutto al cimitero. Qui fortunatamente si è abbattuto all'interno del giardino della scuola, sfiorando l'edificio in minima parte, però un vento talmente forte che addirittura ha alzato tutta la zolla circostante. L'albero è sanissimo. Giornata di grandi lavori a Castagnole per la rimozione e la messa in sicurezza dei luoghi. Ora resta da quantificare l'entità dei danni. Abbiamo ricevuto tante segnalazioni da parte di cittadini, in effetti con cabine dell'Enel, quindi luce disattivata, piuttosto che semafori che sono stati subito ripristinati. Purtroppo questo evento sono eventi imprevedibili. Siamo fortunati che non ha coinvolto e non ci sono stati feriti, quello sì. E purtroppo vi dobbiamo dar conto di un altro incidente mortale accaduto sempre nel Veronese, dove è morto anche il 20enne di cui vi abbiamo raccontato pochi istanti fa. Questa volta a perdere la vita è un ragazzo di 16 anni morto dopo essersi scontrato con il suo scooter contro un trattore. La tragedia ad Azzago, frazione sulle colline di Grezzana, come detto sempre in provincia di Verona. Abbiamo parlato del maltempo e resta l'allerta meteo nella nostra regione, ancora instabilità nelle prossime ore, con una nuova fase che prevede probabili rovesci e temporali sparsi che localmente potranno risultare anche forti, specie su prealpi e pianura. Sabato mattina fino alle prime ore del pomeriggio il tempo sarà a tratti instabile, con possibili rovesci sparsi e locali temporali in successivo diradamento ed esaurimento. Per questo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta gialla fino alla mezzanotte. Inoltre è dichiarata la fase di attenzione per criticità idraulica fino alle 14 di domani a causa dell'innalzamento dei livelli idrometrici del fiume Adige, con probabile superamento del primo livello di guardia nella sezione di Verona. Furti di biciclette all'ospedale di Padova, a farne le spese i lavoratori. Uno stillicidio quasi quotidiano nell'area parcheggio dell'ospedale di Padova. Parliamo di furti di biciclette, l'ultimo mezzo che i dipendenti hanno per raggiungere il nosocomio padovano. È dal 95 che c'è il problema dei parcheggi in questa area ospedaliera, dal 95 che chiediamo come Will FPL soluzioni, ma ne abbiamo anche fatte di proposte, ma le nostre proposte non sono mai state prese in considerazione. Ma ci aspettavamo che la politica ne facessero loro delle proposte sane. Un fenomeno molto diffuso. Ci sono lavoratori dell'ospedale che hanno subito addirittura 6 furti di biciclette nel giro di pochi mesi. Un fenomeno che non risparmia nemmeno i modelli più obsoleti. A me è capitato un mese fa di una bicicletta che per lo più non era certo appetibile, dico io, perché forse il valore del lucchetto era maggiore del valore della bicicletta, però è venuta a mancare in velocità e di giorno, non di notte.
non è solo un problema di furti, è un problema di mobilità, dice Spada della UIL FPL. L'ospedale è un fortino difficilmente accessibile. Molte le proposte che i lavoratori hanno fatto, ma che non sono mai state ricevute. Mettere un'assicurazione aziendale per tutti i lavoratori che dicono di avere una bicicletta e che vengono a lavorare in bicicletta, in caso di furto qualcuno se ne dovrebbe fare carico. Quello di aumentare magari la vigilanza all'interno dell'azienda ospedaliera, aumentare quelle che possono essere le videosorveglianze e in più trovare parcheggi limitrofi che siano auspicabili per poter anche venire in macchina e non solo in bicicletta a lavoro. Ecco. Una katana è stata trovata in un parco giochi a Noventa Padovana. La katana che vedete è stata trovata in un'area verde al confine tra Noventa Padovana e Camin, a pochi metri dalle giostrine per i bambini. La spada giapponese dalla lama di oltre 60 cm è stata recuperata dalla pattuglia del pronto intervento della polizia locale del distretto integrato del Brenta. A lanciare l'allarme una residente del quartiere che ha fermato l'auto di servizio impegnata nel controllo del territorio nella zona di via Panà, segnalando la presenza dell'arma. Con tutti gli accorgimenti per evitare di inquinare eventuali elementi di prova, gli uomini del comandante Luca Meneghini hanno prelevato la katana che è stata portata al comando di Noventa Padovana per eseguire i dovuti accertamenti. È stata esclusa così la presenza sulla lama di sangue, materiali biologici o altri elementi sospetti. La spada è stata quindi consegnata all'ufficio armi della questura di Padova. Resta però il mistero su chi possa aver abbandonato in un'area pubblica un oggetto che, oltre a costituire un pericolo, sembra avere un significativo valore economico. Il mio particolare ringraziamento va agli agenti della Polizia Locale di Noventa Padovana che proprio questa mattina, nel consueto giro di pattugliamento del territorio, fermati da un cittadino, hanno rinvenuto la katana in un giardino pubblico. Ci tengo a precisare e a ricordare che il territorio comunale è costantemente sorvegliato, grazie ai nostri agenti e alle forze dell'ordine, ma grazie anche a un servizio di videosorveglianza capillare che proprio in questi giorni verrà ampliato di ben 11 telecamere nella frazione di Noventana. Voltiamo pagina. Festa a San Vendemiano nel Trevigiano per le suore protagoniste nei mesi scorsi della clamorosa fuga dal convento di clausura di Vittorio Veneto. Grazie della vostra presenza, questo è un momento di ringraziamento, è un piccolo ringraziamento che possiamo offrire a voi che ci avete aiutato nei momenti che noi più avevamo bisogno, quindi se noi siamo qui e soprattutto grazie anche a voi. Una festa per ringraziare la comunità e i tanti sostenitori che le hanno aiutate. Madre Aline e le altre 11 consorelle, fuggite dal convento dei Santi Giacomo e Protasio a Vittorio Veneto nell'aprile scorso, hanno voluto festeggiare così, nonostante la pioggia battente, le tante persone che si sono prodigate per aiutarle nella loro nuova vita dopo la fuga. Fuggite nottetempo e con niente in mano, senza denaro o vestiti, oggi abitano in una villa messa a disposizione da un benefattore locale che, grazie alle loro amorevoli cure, oggi le sorelle hanno trasformato in un posto più che accogliente. Quando sono arrivato qui per la prima volta, ci racconta uno dei donatori, questo posto era messo male e credevo non ce l'avrebbero fatta. Ma l'incredibile spirito positivo e combattivo di Madre Aline, l'ex badessa venuta dal Brasile, ha trascinato tutte quante e ora le sorelle curano l'orto, pregano, cantano, tutto nel nome di Dio. Ma hanno fatto di più, hanno fondato un'associazione che hanno chiamato 100 volte Melius, con la quale venderanno il miele, le creme all'aloe, forse il prosecco, ma anche la birra. Tutti le stanno aiutando, persone comuni e produttori locali, a dimostrazione del bene che hanno seminato e che continueranno a dare, in una nuova veste, anche social, ma certamente nella gratitudine. E la gratitudine è un dono di Dio, quindi la gratitudine viene da Dio. E oggi vogliamo appunto festeggiare questa fedeltà di Dio nella nostra vita che si è manifestato per mezzo vostro. Grazie di cuore, siete tanti, abbiamo cercato in tutti i modi che non prendevate la pioggia, ma purtroppo qualche goccia c'è, ma speriamo che siano gocce di benedizioni, ecco, e non di pioggia.
A caccia di zanzare dopo un caso di infezione umana trasmessa dagli insetti è una delle tecniche utilizzate dall'ULSS 6 Euganea per prevenire la diffusione dei virus. Forse non tutti sanno che quando abbiamo presenza di infezioni da arbovirus trasmesse da zanzara sul nostro territorio, ad esempio dengue, è previsto il monitoraggio e la verifica della presenza di adulti di zanzara femmina vicino al caso di infezione. E Valerio Valeriano, esperto del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 6 Euganea, a spiegare come in caso di infezione umana si vada a scopo preventivo, letteralmente a caccia di zanzare, diverse le tecniche usate. Una di queste ad esempio è lo human landing, che come la locuzione intende è l'atterraggio sull'uomo, ovvero io e i miei colleghi andiamo vicino a dove abita il caso, in un raggio di 200 metri, il caso quindi di infezione, e controlliamo che non ci siano atterraggi di zanzara su di noi. Questo viene fatto ovviamente in sicurezza, seguendo quanto dettato dal DGR 421 del 2025 della Regione del Veneto, utilizzando abiti coprenti chiari per la parte superiore del corpo, che quindi sono poco attrattivi, e abiti coprenti scuri sulla parte inferiore, che sono invece attrattivi. Per attirare artropodi potenzialmente infetti, esperti come il dottor Valeriano si posizionano in siti dove le femmine di zanzara tigre possono posarsi, come ad esempio una siepe. Si scrolla la siepe, si aspettano 15 minuti e si osserva se gli adulti di zanzara tigre si appoggiano su di te. In pratica si fa da esca. Un'altra modalità è l'uso di trappole ematologiche che richiedono più tempo. Controllo che va fatto su più step. È anche importante fare questo tipo di controllo e monitoraggio dopo un trattamento di disinfestazione in presenza di virus. Perché? Perché così verifico che il trattamento che ho fatto sia stato efficace e quindi teoricamente ho sterilizzato, l'area attorno al caso di infezione. È tutto, vi lascio alla sigla e alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.